siamo alla fase dell'abolizione delle province, si è iniziato anzi con l'abolizione delle province e oggi siamo in una specie di pantano per cui si parla di funzioni reali, questo in discussione oggi in commissione, nelle commissioni, di funzioni reali da attribuire alle province ma elezione di secondo livello, quindi i presidenti di provincia non si dovranno più ripresentare davanti agli elettori per richiedere il consenso che li ha portati a governare. Ecco, ritengo che questa sia una cosa sbagliata nel merito, era una grande conquista il confronto con l'elettorato che era la base che noi servivamo come comunità istituzionale. E credo che su questo chi sta lavorando in questi giorni debba fare un'ulteriore riflessione e mantenere lo status dell'elezione del Presidente così come è attualmente, quindi votato direttamente dai cittadini. Io aggiungo di più, lavoro da 4 anni in questo ente, non ritengo assolutamente che l'ente provincia sia un ente inutile e voglio portare un'esperienza diretta di campo. In questi giorni abbiamo vissuto sugli organismi nazionali al grosso problema della neve a Roma e nella provincia di Roma, con più di 70 comuni senza luce e senza gas e con una situazione climatica devastante. La provincia è stata un ente di raccordo importante che ha svolto una funzione fra regione e comuni non sostituibile. Io dico domani che la provincia non ci sia più, chi svolgerà questa funzione importante? Chi sarà questo organo di raccordo fra i comuni tanti e la regione che è un ente molto molto vasto e molto molto burocratico? Io credo che dovremmo ragionare sulla buona organizzazione e sulla buona gestione di un territorio quando si parla di riforme istituzionali e fare una riflessione anche attenta sui costi. Dove mandiamo il personale? Quel costo non si taglia, le funzioni che vengono dislocate portano anche dei costi e la gestione di queste funzioni porta dei costi. Ragioniamo di più e facciamo in modo invece di potenziare un ente che ha delle grandi possibilità e che secondo me può rimanere così come prevede la stessa Costituzione.